Sardegna, un'isola da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. Segni particolari, bellissimo. D'estate, quando migliaia scelgono di tuffarsi nelle sue acque limpide, che poggiano sul fondale sabbioso. E d'inverno, quando il vento raccoglie le correnti che arrivano da lontano per interrompere il suo ampio silenzio. In questa puntata accenderemo i riflettori su Cagliari e, come avete capito, sul Poetto. La spiaggia del Poetto si affaccia sul Golfo degli Angeli, nella costa centro-meridionale della Sardegna. Le dune di sabbia bianchissima e variopinti casotti, rimossi del tutto nel 1986, sì, sono solo un ricordo del passato, ma l'arenile conserva un notevole fascino, accresciuto dalla presenza del promontorio della Sella del Diavolo, che domina il porticciolo di Marina Piccola. Il nome del Poetto è molto antico e secondo alcuni deriverebbe dalla parola catalana pouet, che significherebbe pozzetto, in presenza di alcuni pozzi e soprattutto per la presenza della Torre del Poeta, una torre che è stata recentemente valorizzata e che sorge in prossimità della Sella del Diavolo. Fu una torre realizzata per sorvegliare i nemici che arrivavano dal mare, ma anche le retrostanti saline, un luogo utilizzato già dagli antichi romani che proprio al Poetto sbarcarono, ed anche reimpiegato dai monaci vittorini di Marsiglia. Il Poetto di Cagliari e il suo territorio, una delle spiagge cittadine più grandi d'Europa, che ospita e che non delude, che allieta la sosta per le vacanze e disegna le storie di turisti e visitatori, così come di chi può vivere il mare non lontano da casa. È facile da raggiungere e i servizi offerti rispondono alle aspettative, per chi ama bagnarsi sotto il sole e per chi sceglie le attrattive della notte, disseminate sul lungomare. Dal punto di vista ambientale il Poetto si estende per ben 12 km di litorale sabbioso, di spiaggia e di sabbia finissima, che poi sappiamo tutti è stata con il ripascimento in parte sostituita, e al di là delle varie polemiche poche città al mondo hanno la fortuna di avere ben 6 km di spiaggia che parte dalla zona della cosiddetta Marina Piccola fino alla zona del Margine Rosso. Il Poetto è importante anche dal punto di vista degli ecosistemi dei mari, perché quando furono realizzate, ad esempio nella zona del Porto Canale, alcuni moli, purtroppo ha perduto tanta della spiaggia che però gli elementi naturali, basti pensare nel 1800 uno tsunami, hanno riportato ad una nuova vita, vale a dire un grande tsunami che arrivò sul finire del 1700 e un altro nei primi anni dell'800 portò tanta di quella sabbia, alterando il cosiddetto ecosistema sabbioso. Oltre al bellissimo litorale sabbioso, il Poetto è famoso anche per la presenza delle vasche salanti ed anche per saggenti a ruvia, che i cagliaritani indicano essere i cosiddetti fenicotiri rosa. Che venne chiamata dalla famiglia Cao, dagli scrittori, dai fotografi la
città estiva, era un mondo laborioso di persone ed anche sociale che si rincontravano ad esempio a giocare con l'albero della cuccagna, a ballare, a danzare al di là della rotondina del Lido. Il Poetto nacque soprattutto nel dopoguerra e poi negli anni 70, infine negli anni 80 ha perduto parte di quel mondo laborioso che erano proprio gli stabilimenti balneari ed erano in particolar modo i cosiddetti casotti della città estiva. Beh, direi che dovremmo ritornare per un attimo al passato, quando passava in zona del Poetto, quella che viene chiamata la Littorina, e quindi un'immagine storica con questo trenino che porta i bagnanti, come peraltro tra non molto tempo verrà rifatta a Cagliari con la ripartenza di quella che è la metro di Ars unita all'attività del Comune di Cagliari, che possano riportare con una linea di continuità dalla zona di Piazza Matteotti fino al Poetto le persone lasciando l'auto nella propria abitazione, diciamo inquinando meno anche questo luogo della memoria. In questa puntata vi abbiamo offerto un tuffo nel mare di Sardegna che anche in questi mesi riesce a regalare delle immagini davvero suggestive. La nostra puntata si chiude così, io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando all'appuntamento di sabato prossimo. E ricordatevi sempre che chi ama la Sardegna, chi la ama davvero, viaggia con noi. Viaggia con Sardegna Live.